Allora io voglio ringraziare tutte le strutture associative che permettono, che fanno campare e gas e la lingua in tutto il territorio, di più in più numerose. È stata a principio una mossa cittadina e militante, sono sempre militanti, ma ora sono aiutati da collettività e a un livello abbastanza alto. Ci sono di noi tutte le entrate, c'è di noi una parte che è pagata dall'aderente e che permette di campare di noi e gas e la soji, ma ciò che è una gampa è che si trova in questi luoghi gente che sono giunti dice, che sono giunte poco va e che vogliono imparare il corso. Ci sono gente che, perché non hanno mica hanno vergogna di parlare a un momento dato, poi hanno la decisione di andare a imparare e di andare a entrare a satelliti immersivi e che a poco fanno progressi davanti, e poi ci sono gente che ammaestrano proprio la lingua corsa e è su mischio qui che fa che oggi è una vera ricchezza. Sono gente che i formatori si impegnano assai, sono gente che hanno un lavoro, spesso c'è una professionalizzazione di queste gente e si vede che in fin di conto non ci sono mica anche la soci permettono di dare un lavoro a gente. Dunque, per tutte queste ragioni è proprio una ricchezza, è proprio una riuscita e abbiamo dire il presidente esecutivo ci ha permesso di sbucare sa riuscita in cui il finanziamento che l'ha permesso. La detto innanzi, di ciò che noi chiamiamo un'educazione popolare, di a tramandare chi parte da gente che sono per certi pastori e attemporantatori e imparano le idee, che sono pedastri, artisti e musicanti, c'è tutta questa varietà di competenze che si ritrovano qui e che permettono questa trasmissione. Dunque c'è un indiogo identitario, c'è un indiogo democratico portoghese, parte di Oasa, parte tutto di un popolo e di un'apertura a l'Europa e a un mondo portoghese o scopo di noi di un plurilinguismo, mica solo fa che a Corsica dà l'esempio a un'apertura verso le altre lingue in noi.